Siamo ancora insieme per un altro appuntamento di Armonias in viaggio e il viaggio questa volta ci ha portato in una località particolarmente interessante dell'isola, il Montiferru. Siamo a Santo Lussurgiu, siamo in un luogo dove alcune tradizioni sono praticamente estremamente profonde, vissute ancora oggi. Parlo per esempio del canto a concordo, della vita delle confraternite, della relazione dell'uomo e il cavallo per le grandi manifestazioni come Sagarrele Nanti, insomma tante attività, e fra queste c'è una grande passione, un grande interesse, ed è quello del canto a chitarra, quello che noi chiamiamo il canto logudorese, il canto di riferimento. Allora qui a Santo Lussurgiu, nella sede della Fondazione Imnos, poi vi diremo nel dettaglio questo organismo, di che cosa si occupa e quanto è importante per il territorio e per l'isola intera dal punto di vista culturale e musicale. Per questo ringrazio la Fondazione intera, la sua presidentessa Tiziana Puzzolu, il vicepresidente Antonio Micheli e tutta l'organizzazione che ci ha ospitato. Ci ha ospitato e ci ha permesso anche di registrare un avvenimento molto molto importante, quello che chiamano nel titolo Cantos a Chitarra Sola, quindi l'accompagnamento alla chitarra, un accompagnamento e una, come dire, occasione di vivere il canto sardo un po' come era nel principio, senza l'ausilio, senza l'intermediazione dell'amplificazione che in qualche modo appunto aumenta le voci, ma ci permette di ascoltare al naturale quello che è veramente la potenzialità di ciascuno degli interpreti. Allora noi abbiamo registrato un'intera gara e proprio in questa gara cercheremo di entrare, cercheremo di capirne i meccanismi, cercheremo di conoscere meglio tutti i canti che formano questa liturgia musicale, e lo faremo con colui che è intanto un musicista ma anche profondo conoscitore e studioso di questo mondo del canto sardo del passato e contemporaneo. Quindi Salvatore Carboni, intanto grazie dell'ospitalità. Grazie Ottavio per le belle parole di introduzione che ci hai fatto sentire. Sì, l'avvenimento, se non è ancora una cosa consolidata, però ha l'ambizione di diventarlo. Ecco, e io ho visto una particolare attenzione verso questa proposta, questa formula, che in realtà questo cortile allestito con palcoscenico, con le sedie del pubblico presente, un pubblico attento, partecipe, che in silenzio. Ecco, una delle cose che abbiamo notato, che ormai nelle piazze dove vive abitualmente il canto a chitarra non esiste questa attenzione e questo silenzio. Ecco, quello della corte della casa di Imnos in qualche modo sembrava una sorta di teatro all'aperto per questa circostanza. Certo, ambiva ad esserlo. L'elemento della comunità che tu hai richiamato ha un ruolo importante nel valore aggiunto che si cerca di dare a questo tipo di manifestazione. Considerate che questo paese, Santo Lussurgiu, già dal 2008, per idea di appassionati del posto, in primis il mio amico Francesco Fais, che ebbe l'idea originaria e lo battezzò Cantande a Santiga, cosa che abbiamo replicato anche lo scorso anno, ci fu proprio l'intuizione che uno sforzo che bisognava fare era quello di riportare il canto a una dimensione acustica di ascolto la più naturale possibile, che fosse da un lato celebrativa in qualche modo di come il canto si è iniziato a praticare e ad ascoltare anche nella dimensione pubblica, e dall'altro che lo valorizzasse dal punto di vista acustico, proprio cercando di eliminare gli inconvenienti che l'amplificazione necessaria per altri versi, per gli spazi che si vuole coprire nelle manifestazioni pubbliche, aveva comunque portato. Questo è il vero valore aggiunto. Ecco, allora cari amici di Telesardegna e di Armonias in viaggio, quella di oggi sarà una puntata immersiva, la possiamo chiamare così perché vi daremo alcuni strumenti per entrare dentro in profondità nella migliore conoscenza del canto a chitarra. Con con Salvatore Carboni faremo una sorta di guida all'ascolto, ecco, perché giustamente la sua conoscenza di tutti i canti che compongono appunto quella che noi chiamiamo abitualmente gara, entreremo e vi racconteremo un piccolo dettaglio di ciascuno. Intanto però parliamo dei protagonisti. Sono due voci completamente differenti anche come proprio impostazione, come sentimento, come registro, eccetera. Quella di Emanuele Bazzoni e quella di Pino Masala. Sì.
Due cantatori, sì, ciascuno contraddistinto da una cifra stilistica e da un timbro vocale proprio, però entrambi sicuramente che fanno parte della prime fila dei cantatori attuali, indubitabile questo. Ecco, a proposito di prime file, come tu giustamente le chiami, anche dal punto di vista strumentale c'è una prima fila, una Ah, non primissima c'è fila, dubbio. quella di Tore Mazzao. Sì, 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 abbiamo cercato e ci siamo riusciti di avere una chitarra che fosse uno dei top. Considerate che lo scorso anno venne privilegiato l'arpeggio, che è una tecnica non più egemone ma comunque molto apprezzata. Quest'anno ci è sembrato giusto tornare su quello che è lo Al stile plettro. dominante, il plettro, e naturalmente avevamo bisogno di un chitarrista di elevatissimo livello come Salvatore Mazzau. Ecco, due protagonisti, due voci protagoniste, il chitarrista che li accompagna e quella che io ho definito un po' la liturgia, no, della gara, perché ha proprio un suo percorso ben stabilito e intanto il suo percorso parte dal canto in re. Naturalmente, certo. Canto in re con cui si apre qualsiasi manifestazione dedicata al canto a chitarra, anche nella dimensione conviviale e privata, non solo in quella pubblica. Il canto in re è effettivamente centrale, il re dei canti, come lo ha definito un musicologo francese molto appassionato, anche lui, Edouard Colfouty. È centrale perché intanto è il canto attraverso il quale i cantatori si possono al meglio esprimere la loro abilità, perché si è arricchito di tante e tali linee melodiche utilizzabili, ciascuna portata dall'evoluzione dei grandi che hanno contribuito alla creazione di questo canone, perché il cantatore sente dentro questo tipo di canto qua, che si muove lungo una scala con tutti i suoi gradi, poi se ne potrà parlare magari se abbiamo tempo, gli permette la massima libertà nell'esprimere con le sue bogues quello che il canto a chitarra, che il canto in re gli suggerisce. E naturalmente anche, come dire, determinare la qualità, la dimensione, lo stile, la personalità di ciascun cantatore, con le sue, come dire, fioriture, medismi, abbellimenti, dimensione di lunghezza di chiusura delle frasi, insomma tutta una serie di stili che noi avremo occasione di vedere insieme in questo canto di apertura, il canto in re, e poi naturalmente pian piano vi accompagneremo in tutta questa nostra gara qui nella corte, ovviamente in orario serale. Noi stiamo registrando la mattina, quindi tutto dichiarato in orario serale, e vedremo insieme come parte la gara con Pino Masala e Emanuele Bazzoni, anzi con Emanuele Bazzoni e Pino Masala, perché ha iniziato lui, e alla chitarra Tore Mazzao. Gente
Amici, abbiamo visto dunque insieme l'apertura della gara con il re dei canti, o il canto in re, insomma, che apre il discorso musicale, e poi a seguire ormai c'è proprio una sua logica di sviluppo, il canto a San Nuoresa, che con Nuoro non so che cosa abbia a che fare, perché il titolo insomma è un po' fuorviante Sì, rispetto certo. alle altre denominazioni che si rifanno alle tonalità e alla struttura del canto. Ecco, che cosa dal punto di vista musicale il canto a San Nuoresa e anche il contenuto poetico di questo canto? Sì, è molto interessante che già il secondo tipo di canto proposto dal canone, che è appunto il canto a San Nuoresa, esercita subito una cesura rispetto al portato, perché mentre il canto in re è servito perché ciascun cantatore presentasse subito il suo biglietto di presentazione, quello che prima tu hai definito con gli abbellimenti, con lo stile, quello che in una parola in sardo si definisce sudrazu, il proprio trasos. E questo con la nuoresa già abbiamo una prima cesura molto importante, perché si cambia completamente il ritmo del canto. La nuoresa è un canto ternario, quindi basato in tre quarti, un tempo di valzer per farci comprendere anche da tutti, e ha una articolazione anche metrica differente, perché anziché essere cantati in ottonari, versi ottonari, si cantano in questo caso settenari ed endecasillabi alternati, a volte anche solamente endecasillabi. Però il fatto che il canto abbia questo ritmo così diverso esercita proprio una prima cesura e costringe i cantadores a fare appello a un'altra parte della loro abilità interpretativa, perché è proprio la dimensione mentale del cantatore che cambia quando passa da un canto di serenata come il canto in re alla nuoresa, e questo lo rende particolarmente appetibile, considerato anche che nasce in una forma relativamente semplice, però poi col tempo si è arricchita di molte modulazioni, di molte linee melodiche, e oggi contende al canto in re il primato del canto più variato, più articolato, dove più il cantatore può esprimere le sue abilità. Bene, bene. Allora, intanto abbiamo svelato che stiamo registrando di mattina, perché avete sentito le campane, sentite il vento, qui siamo proprio a Santo Lussurgiu, nella terrazza praticamente della corte, dove appunto ieri sera si sono svolti i canti, per cui insomma noi stiamo proprio dichiarando la nostra registrazione dopo che ci siamo riascoltati insomma tutta la registrazione, e adesso insomma ve la raccontiamo. Già Tore ha anticipato della nuorese, quindi ascoltiamoci su Canto a San Nuoresa con sempre Emanuele Bazzoni, se non avete visto la prima parte, Pino Masala e naturalmente la chitarra di Tore Mazzau. Oi, oschi che bella
amici di Armonias in Viaggio, la gara di canto a chitarra, però in profondità, cioè con una riflessione attenta, con l'analisi del suo canone, del suo sviluppo. Abbiamo ascoltato il canto in resa, nuoresa, e adesso veniamo ai muttos, che sono tutta una serie di versi messi insieme, spesso, anzi direi slegati fra di loro. Volutamente slegati. E anche qui è interessante. Il contenuto poetico un po' meno, perché spesso a seconda della situazione mi pare che possa cambiare, ma è interessante invece come viene interpretato anche dal punto di vista musicale e vocale. Certo, questo è centrale nei mutos, perché il mutetto di per sé, la struttura dei mutos, non è tipica solamente del canto a chitarra. A mutos in Sardegna si canta in tenore molti anche. altri modi, non solo tenore, si canta anche alla campidanese, quindi è una struttura nota. La struttura base è quella di una terzina a cui ne fa seguito un'altra, rimate l'una con l'altra, dove si mostra l'abilità anche dell'incastro, cioè del ripetere rispettando le rime. Il nonsense è una caratteristica, cioè il fatto che sia slegato il concetto della prima terzina con quello dell'ultima, che è quella che conta, che è quella a cui è affidato, chiamiamolo il messaggio in qualche modo, è tipico del muto. Non è sempre così, a volte ci possono essere anche mutos coerenti, anziché basati su due terzine, per esempio anche su due quartine, quindi con ulteriori capacità e difficoltà di legare i versi. Però resta il fatto che è un canto brillante, un canto che alleggerisce, un canto spensierato, un canto molto apprezzato, un'ulteriore cesura e rottura rispetto all'aspetto più compassato e melodico della nuoresa, dà una spinta al terzo momento della gara decisamente votata sul piano ritmico. E allora adesso ascoltiamo Tol Muttos.
Allora io sto in guerra, solamente a poturbata, prode colomba mia. Ne vattene serenata, prode colomba mia, su cosa io in guerra, solamente a Bene, il viaggio di Harmonias in viaggio, nella sua narrazione, nel racconto insomma, della gara a chitarra, ci porta a questo punto in una subregione storica importante dell'isola, un'altra isola anche dal punto Nell'isola. di vista linguistico, perché ha una sua lingua romanza, il gallurese, e questo ci permette anche di riflettere su quella che è la denominazione, che spesso noi dal Campidano diciamo il canto logudorese, in realtà si tratta di un canto a chitarra dell'area centro-settentrionale dell'isola nella sua interezza, e in questo caso nella gara a un certo punto è previsto il canto in lingua gallurese. Esatto, esatto. Questo succede proprio con il canto alla gallurese o canto alla tempiesina, come viene definito a volte. La cellula musicale è molto semplice, si rifà a un canto veramente gallurese e tempiese, che veniva normalmente definito Bogi di Ianna, che è quello che possiamo trovare per esempio per chi vuole dilettarsi nelle registrazioni fatte da Carpitella negli anni 50, quindi il primo approccio della musicologia ufficiale alla musica dell'area chitarristica. C'è un'osmosi tra gallura e logudoro che si influenza reciprocamente nell'inglobare nella gara logudorese standard questi canti galluresi, e il principale, quello più conosciuto, è proprio questo canto, che ha una struttura molto semplice, arricchita un po' adesso con una chiusura più di picco sul settimo grado, però di fatto è il canto di Ianna standard della gallura. E appunto dal punto di vista musicale incastra dei versi strutturati in ottonari. Sì. Questa è la caratteristica Sì, anche a differenza dei mutos che invece erano settenari. A differenza dei mutos. E allora sentiamo la galluresa o timpiesina. E quando scioglie le tappere e per adornare la coccara.
in casa non posso stare, in casa non posso stare.
Bene, se avete seguito il canto con la nostra introduzione avete anche notato che dalla gaduresa o timpiesina si è passati senza soluzione di continuità anche alla filugnana. Un tempo si diceva il canto delle filatrici della Gallura, Sì. ma in realtà poi ha subito tutta una serie di come dire, evoluzioni. È anche stato dal punto di vista- incorporato nel canone. Esatto, è stato incorporato nel canone, ma viene chiamato in gadurese, ma in realtà si canta in logudorese. Sì, in questo caso In questo soprattutto, ca- sì, in si questo hanno caso, usato sì. versi logudoresi. Però rimane come riferimento alla filugnana, Sì, quella sì, gallurese. sì, sì, anche per altre ragioni che magari se ce la facciamo lo spieghiamo dopo, perché c'è un rapporto mai risolto di carattere lessicale con la gramina d'orgia e quindi bisognerebbe spiegare bene come si legano questi concetti qua. Però Altro questo- canto di lavoro femminile, insomma, la gramigna. Perfetto. Allora, poi a un certo punto arriva ancora una volta il canto in re, il secondo canto in re, che ha una differenza rispetto al primo o è una ripetizione, una ripartenza? Che Allora, cos'è? sostanzialmente è lo stesso canto, però da chi va ad ascoltare la gara è sempre particolarmente atteso. Addirittura ci sono i puristi che quasi registrerebbero solo quello, perché ci si aspetta la migliore performance da parte del Perché la cantatore. voce è calda. La voce è sì, calda, il cantatore è lanciato, le chiusure in re della coda della filognana, che chiude anch'essa in re, costituiscono proprio un trampolino di lancio per cui c'è proprio questa attesa, si vede nello spirito dei cantadores e degli ascoltatori che adesso arriva il bello, capito? Si percepisce proprio questa attesa. Bene, allora vediamola, ascoltiamola e vediamola insieme. Sempre le voci, perché si sta avvicinando solo ora alla nostra trasmissione, sono quella di Emanuele Bazzoni e di Pino Masala e la chitarra di Tore Mazzau. Ma tesora una chitarra sonata e ensaiata Ma tesora una chitarra ai sonata ensaiata mentre le malinconia sto affrontando una guerra. Mentre le malinconia sono a fronte di una guerra. Ma mezzanotte prosunano Madonna in carrellano Madonna in carrella. Ma mezzanotte prosunano Madonna in carrella. Nene signore de
No este ancora Salona, il sorriso che spunta
Bene, quest'angolo della sede della Fondazione Imnos, che tra l'altro al suo interno contiene anche un museo vero e proprio multimediale, no? Nel senso che si Sì, può approfondire la conoscenza del canto a concordo, questa grande ricchezza che ha Santo Lussursi. sì, la loro vocazione, la mission proprio fondativa della fondazione è quella del canto liturgico e paraliturgico, è nata con quello scopo. Della Settimana Santa in particolare. Ovviamente, però si sta aprendo anche a queste cose qua per una questione proprio di arricchimento. Bene, quindi se vi capita di passare da queste parti venite alla Fondazione Imnos perché c'è la possibilità di approfondire la migliore conoscenza proprio su questa forma di canto a quattro che è particolarmente interessante, delegata anche mi pare alle confraternite, no? Quindi Naturalmente, appartengono alle certo. confraternite, quindi tutto l'aspetto paraliturgico, non soltanto quello delle processioni della Settimana Santa, ma un tempo forse si occupavano anche delle sepolture, di tutta una Sono serie. immersi in questa, io non ne sono un profondo conoscitore, ma è il canto a quattro del Montiferru qua e non solo, anche di altre zone della Sardegna. Imnos è una rete di paesi dove il Hanno canto a queste quattro caratteristiche. è ancora una presenza così importante, sono numerosi. Bene, le nostre passioni, vedete, ci portano anche ad allargarci oltre al canto a chitarra. Torniamo alla gara di canto a chitarra in questa forma un po' asantica, abbiamo detto, visto senza l'ausilio dell'amplificazione. Avete visto i microfoni, ma erano soltanto per la registrazione televisiva. A un certo punto, dopo il secondo canto in re, generalmente si fa anche una piccola pausa, va bene, per ricominciare con un canto che è arrivato successivamente, anche curioso perché in realtà lo disvela anche il suo nome, che non appartiene alla nostra isola, ma è un canto di importazione, di rielaborazione di un'importazione. È curioso perché inizia in una tonalità minore, poi ritorna Chiude. a quello che è la nostra tradizione dei canti, che sono tutti in maggiore. Insomma, stiamo parlando del canto alla corsicana e siamo, come dire, nell'insieme della struttura della gara, siamo nella metà degli anni 40 che comincia ad arrivare pian piano Sì, sul palco. la prima presenza documentata è del 1946, quando colui che viene riconosciuto come l'importatore ufficiale di questo modo di cantare, Cicchedo Mannoni, un grandissimo mitico cantatore di Luogo Santo, la portò sul palco per la prima volta e superando i primi tempi, le riottose e i dubbi anche dell'ambiente che non fu pronto a recepire questa novità, lo chiamavano musica leggera, c'era un po' di pregiudizio, però nel giro di pochissimo tempo il canto sfondò e se ne appropriarono anche tutti gli altri grandi cantadores dell'epoca. Pepin Marioschi, per esempio. Per esempio Nanni Pinna, certo, un cantatore tra l'altro morto pluricentenario, più che centenario, quindi sì, sicuramente uno dei più importanti. Bene, e allora noi ascoltiamo questa, che ha anche in alcuni casi anche delle varianti in italiano. Sì, ci sono anche dei momenti in cui vengono recitati dei versi in italiano. Non è egemone perché l'utilizzo del gallurese rimane il più importante. Le varianti sono molto importanti perché hanno arricchito la cellula base della corsicana, che è quella che a suo tempo creò Mannoni sostanzialmente. E poi anche orecchiando le incisioni di un tenore corso degli anni 30, si chiamava Tino Rossi, si inserirono altre varianti. I nostri artisti di questa circostanza qua infatti le interpretano, almeno due di quelle varianti molto interessanti le interpretano arricchendo lo spazietto dedicato alla corsicana. Seguiamoli.
spunta l'aurora, più bella ancora pare. Conosci una chitarra, suona e canta per te, sei la meglio della terra, hai incantato solo a me. Sei la meglio della terra, hai incantato solo a me. La patrona di Gallura, la emo noi l'accusando, coronata da tanto si veda creatura. È la patrona di Cadora, la emo noi l'accusando, incoronata da tanto che si veda creatura. È la patrona di Cadora, la emo noi l'accusando, è incoronata da tanto che si veda creatura. È incoronata da tanto che si veda creatura. Sei nata per incanto, deliziosa hermosura, la metto di loco santo, tu la più bella di Gallura. E tu sei nata per incanto, deliziosa hermosura, la metto di loco santo, tu la più bella di E tu sei nata per incanto, deliziosa
amici, insomma, abbiamo appena ascoltato la Corsicana e anche un ruolo importante nel contesto della espressione di quella che chiamiamo la gara, che è del tutto accademica, si sfidano insomma a colpi di virtuosismi vocali, ma in realtà nei tempi moderni non c'è un vincitore, Non cioè c'è subanno da vincere. non c'è suono da vincere. Intanto ecco, il tempo viene sempre scandito dal campanile di Santo Lussurgiu e entriamo in un'altra dimensione, cioè quella dei canti che chiamiamo classici. Che chiamano classici, Ecco, sì. chiamiamo classici per quale ragione rispetto al tradizionale? Ecco, questa denominazione, Forse la questa dicotomia differenza. non è classico tradizionale, è che quello che è tradizionale della prima parte della gara è intanto più praticato anche a livello amatoriale. Il canto classico è già una prerogativa un pochino più dell'amatore evoluto o addirittura del professionista. Perché? Perché è più impegnativo, nonostante abbiano una struttura musicale un pochino più chiusa, nel senso che c'è più spazio per la creatività negli altri canti. I classici sono un pochino più filoguidati, però questo non vuol dire che proprio per correggere questo limite, tra molte virgolette, i cantadores poi non si sforzino con i loro abbellimenti e con la loro capacità interpretativa di valorizzarli, e questo ne fa la grandezza sostanzialmente. Ecco, in quelle che sono le classiche gare di canto in piazza, soprattutto nel passato, ora spesso non accade più, ma nel passato tutti i cantatori, se fossero 2, 3, 4 o 5, tutti si confrontavano e tutti cantavano anche lo stesso canto classico, e il pubblico poi stabiliva, a seconda del proprio gradimento, qual era quello che Che secondo lo aveva loro eseguito meglio. lo aveva eseguito meglio. Entriamo nel mio e là, quindi cominciamo a parlare di denominazioni relative a accordature, ma anche un po' alle origini, perché tutti diciamo il mio e là è un canto bosano, ma è davvero così? Non lo Dice sappiamo. non lo La verità sappiamo. è che non lo sappiamo. C'è le Ma perché si è testimonianze. fatta questa fama bosa? No, magari c'è anche della verità, nel senso che una cellula base molto simile poteva essere un canto tipico della La planargia, Planargiù, quindi capito. della Però Planargia. la prova provata, la pistola fumante non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. In questo caso il mio e là, il titolo relativo al tipo di accordatura, cioè il mio e No, là, al fatto che si utilizzino quei due accordi, quei due accordi. che normalmente non verrebbero utilizzati se non come accordi di passaggio durante le altre modulazioni del canton re e della nuorese. Invece lì il mi e la diventano gli accordi base, hanno un intervallo tra loro che è ben conosciuto dai musicisti e servono proprio a introdurre la melodia iniziale che oscilla tra queste due tonalità. Il nome gli è venuto da quello. Bene, e in questo caso, visto che la registrazione che abbiamo effettuata, abbiamo detto questa proposta è un po' inusuale, differente rispetto alla gara di canto amplificata che si svolge in piazza, abbiamo creato Imnos e Salvatore Carboni nell'organizzazione hanno creato questa sorta di piccolo teatro all'aperto, e per motivi di tempo, così come avviene in teatro, i tempi non sono gli stessi della gara in piazza, per cui l'esecuzione è affidata soltanto a uno dei cantadori di volta in volta. In questo caso il mie là è affidato alla voce di Pino Masala.
continuiamo ad attraversare la gara di canto a chitarra sola, senza amplificazione, realizzata qui nella corte ieri sera, possiamo dire, insomma, siamo in agosto, ma in realtà andremo in onda a fine settembre, forse ottobre, insomma, tutto questo non ha importanza, importanza a questo documento che stiamo realizzando, che è molto, molto importante, o meglio che abbiamo realizzato nella registrazione di queste interpretazioni. Adesso siamo passati siamo arrivati ai classici, abbiamo ascoltato il Mielà e adesso c'è un altro canto che interpreta in questo caso Emanuele Bazzoni, il Si bemolle. Tra l'altro Anna Maria Falchi è la poetessa che ha scritto Anna Maria Falchi Massidda, sì. Esatto, questa Esatto. lenta sonata campana che noi l'abbiamo sentita tante volte, stamattina la campana. Ecco, al di là del contenuto poetico, pare che questo Si bemolle sia il canto tra i più impegnativi, difficili. Perché? Non Per c'è quale dubbio. ragione? Non c'è dubbio, per una questione di evoluzione melodica dall'accordo di Si bemolle da cui si parte, però in realtà la prima nota che il cantatore emette nel cantare è il Re, che pure è contenuto nell'accordo di Si bemolle. Questo giochetto ha dato origine anche a diatribe storicamente tra i cantatori e i chitarristi per il fatto che il Re fosse suggerito o non suggerito. Chi ha una formazione più modernista si aspetta che il Re venga suggerito, chi ha una formazione più tradizionale dei cantatori più anziani quasi soffre che sono delle sfumature ma molto interessanti. Gli appassionati, i pasdaran del cantachitarra aspettano il Si bemolle come Dio, La perché, trappola, perché lì si vedrà vediamo. la tua nobiltà, insomma. È strutturato in versi ottonari. Sì, sì, Ascoltiamo il Si bemolle di Emanuele Bazzoni ed accompagnato dalla chitarra di Tore Mazzao.
Bene, riprendiamo insomma questa nostra analisi e ascolto insieme della gara di canto a chitarra senza amplificazione realizzata qui nella corte della sede della Fondazione Imnos. Intanto parliamo dei cantatori, perché mi piace, insomma, visto che abbiamo citato più volte sia Pino Masala, Emanuele Bazzoni, la chitarra di Tore Mazzao, mi piace riprendere un po' quello che faceva il mio maestro Giovanni Perria, Caro amico. che di ciascuno insomma raccontava Evidenziava. anche origini e residenza. Quindi Pino Masala è residente a Sassari, Emanuele Bazzoni originario di Usini ma vive a Oschiri mi pare, Tore Mazzao un po' un miscuglio, nel senso che è di Sennori ma anche di Bortigali, e non sappiamo se vive a Sennori o a Sassari, quindi insomma il nostro Giovanni Perria era molto più preciso di me, Sì, sì. insomma, quindi va bene. Torniamo ai canti però, torniamo ai canti, perché abbiamo ascoltato quello che si può dire più difficile, si bemolle, poi però è interessante il prossimo che noi ascolteremo, cioè il Fa diesis, è interessante perché ci permette anche di ragionare ancora una volta sull'evoluzione, sulle nuove proposte, sulle invenzioni. E noi abbiamo ascoltato la corsicana, che è arrivata insomma nella metà degli anni 40, ispirandosi al canto dei corsi, a Sudraggiu, corso, e invece il Fa diesis possiamo dire che si ispira forse a un canto sassarese o addirittura a un canto di un personaggio sassarese. Quindi siamo negli anni 60 che entra nel gotha del canto sardo. Quello che sappiamo è che è un'invenzione praticamente pura, che dal punto di vista discografico è attribuibile ad Adolfo Merella e a Francesco Cubedo, che sono i primi che nel 62 l'hanno portato a livello discografico. Naturalmente è probabile, se ne parla anche tra gli appassionati, che ci siano stati anche contributi di altri, soprattutto in quella università del canto a chitarra che è stata la Sassari Vecchia, con tutti i suoi circoli locali dell'immediato secondo dopoguerra, quindi almeno di 4 lustri del secondo dopoguerra. Il canto è semplice relativamente, alcuni appassionati lo considerano, forse anche senza sbagliare, una sorta di si bemolle semplificato. C'è questa visione. Naturalmente rispetto al si bemolle, per quanto lo si possa semplificare, siccome parti da una tonalità che comunque è lontana, anche se appartenente anch'essa all'accordo di re, il problema, come tutti i canti classici, è che tu poi a questo benedetto re ci devi tornare, perché senza la centralità tonale del re non si dà canto a chitarra in Sardegna, di quello di cui almeno noi ci stiamo occupando. Quindi questo è sostanzialmente il Fa diesis, un'invenzione nuova che alla fine poi ha trovato un suo spazio nel canone e nella gara. Bene, e siamo in versione nuova, siamo negli anni 60 del 62, Novecento. esatto, 62. Bene, ascoltiamolo da Pino Masala.
Bene, stiamo ancora sui canti classici, dopo il Fa diesis c'è Sa disperada e in realtà qui vorrei approfondire un po' perché si parla, intanto disperada è la versione logudorese della Disispirata, che è un canto d'amore meraviglioso, viene un po' dallo spagnolo despertar, quindi risveglio, il canto Certo, dell'alba, il certo. canto d'amore e in Gallura ci sono diverse proprio interpretazioni, addirittura differenti l'uno dall'altro. Tutto questo i cantadores lo hanno portato anche in Logudoro, c'è questa Sì, analogia, sì, sì, no? sì, è un'osmosi evidente, con qualche modifica per quanto riguarda la struttura melodica, però ha mantenuto l'impronta fondamentale, cioè la nota d'attacco, il fatto che è Do, o almeno posizione di Do, perché non abbiamo toccato l'argomento delle altezze tonali con cui si canta in Sardegna, la chiusura in Re, un recitativo centrale che è presente in tutte le versioni, che è bellissimo perché è quello dove il cantatore esprime il massimo del pathos, perché proprio la parte recitativa è lì per quello sostanzialmente. Ed è un canto, anche questo, che si può considerare una sorta di tesi di laurea, perché interpretare una disperata a livello professionale elevato non è da tutti, non è da tutti. Bene, cari amici, allora avete scoperto quanto stiamo impiegando per presentare questi canti, perché se ci avete seguito dall'inizio avete sentito tutto lo scandire del tempo attraverso le campane, quindi sapete anche Che più o ora meno è? che ore sono in questo momento, ma noi adesso ascoltiamo l'interpretazione della Disperata da parte di Emanuele Bazzoni. Interessante perché poi ha messo su un testo nuovo di Gianni De Nanni. Sì, 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 Quindi un testo questo di è un caro amico, anche Gianni sì, De Nanni, che si scrive dei alimenta, insomma, bellissimi testi. scrive dei bei testi e alimenta dal punto di vista poetico anche il canto a chitarra. Sentiamo. Allora, il titolo della Disisperata è... La Disisperata è intitolata S'amore ed è stata scritta da un collega, Gianni De Nanni, a cui farei anche un applauso. È una Disisperata inedita e stasera la vorrei proporre qua a Sant'Urso. Quindi S'amore.
tua potente galana. Casellin fa Brio e alimento a sa natura, consola ad ogni umana creatura, consola ad ogni umana. Na Adesso facciamo un applauso a Tore Mazzau, Pino Masala. Bene, ancora la gara, ancora questo approfondimento che stiamo facendo oggi, grazie insomma alla pazienza e alla disponibilità e alla generosità anche di Salvatore Carboni, che ci permette insomma di conoscere meglio. È sempre un piacere. Che anche musicista, l'ho detto all'inizio, non soltanto studioso, attento analizzatore di questo mondo, ma da musicista, qual è il canto che i chitarristi preferiscono accompagnare? Quello che li fa faticare di meno. E quale sarebbe? I mottetti in genere. Quindi quello è il momento insomma del Sì, relax. sì, sì. del Anche relax. un chitarrista di complemento come me può fare bella figura. Li sentiremo dopo. Adesso invece c'è quello che chiamiamo il terzo re. Sì. Perché tre? C'è un canone Si stabilito? è consolidato così perché è legato ai momenti topici della gara. Allora il secondo ha quella funzione che abbiamo ricordato prima, cioè, si è lanciati, si cerca di esprimere il meglio. Il terzo è un re conclusivo perché sembra che di due voci in re alla fine della gara non se ne possa fare a meno. Si velocizza un po', si canta un solo cantatore per volta, cioè una sola voce per volta anziché le canoniche due, e quindi c'è una dimensione di saluto, però c'è anche uno spazio in cui se qualcosa è rimasto di birra e di acuti, e quello è il momento di... Ci sono anche delle citazioni a voci famose del passato, sì. Tantissime, è lo spazio Lo fanno che in nel genere terzo i regno. cantatori riservano, anche nel secondo, ma soprattutto nel terzo, allora si sentono più liberi. E tanto Infatti non si segue la canzone. Si scatena nel parterre, pubblico. questa era di Luigi Noccosso, questa era di Pietro Porqueddu, e lì proprio i cultori della materia si sbizzarriscono. Bene, bene. Ascoltiamoli insieme. Prima devi cambiare, molla su coro in terra.
Bene, quindi abbiamo visto che il canto in re ha un ruolo molto importante in apertura, più o meno a metà nel cuore della gara, nello sviluppo, quando le voci sono calde, quando hanno acquisito insomma quella confidenza con tutto il contesto, con i suoni, con il rapporto col chitarrista, la complicità, insomma tutta una serie di situazioni, e poi il canto in re finale dove si possono sbizzarrire anche a fare citazioni di voci del passato. Ma la gara in realtà si conclude nuovamente con i mutetti. Sì, il saluto E finale. con un mutulongo, no? Che si Anche, alternano anche nelle voci. anche. Come funziona in realtà? Allora, canonicamente i motetti di saluto finali sono anche quelli abbastanza individuati e normalmente nel periodo d'oro si chiedeva che ciascun cantatore salutasse con un mutulongo che quasi sempre era identificato con quel cantatore, e il saluto finale alla comunità, al pubblico. Adesso è invalsa da qualche anno l'abitudine di cantare dei mutulongo di saluto come quello che eseguono per esempio Pino Masala e Emanuele Bazzoni, a voci alternate, che comunque è una bella cosa, un'innovazione che non vedo criticabile da nessun punto di vista, perché poi sono comunque cantadores che se vogliono possono eseguirlo E tranquillamente poi è in prevista questa autonomia. bogheleada, no? Sì, però è più che una bogheleada, che ha una struttura proprio ancora più complicata e anche con la gestione dei fiati. Qui è semplicemente un alternarsi, a ogni distico ci si alterna, però è la cosa che vedo che praticate, i cantatori si divertono anche Si a farlo. divertono. E tra l'altro qui ci augureranno insomma a Trosannos, ma noi ci salutiamo dopo questo canto, dopo i mutetti e su Mutulongo. Derisi in arborea e passato su non so soldato. Derisi in arborea e per la me
Amici di Armonias in Viaggio, devo dirvi che sono particolarmente contento di aver proposto su Tele Sardegna questa registrazione, perché intanto ci ha permesso finalmente di proporre l'intero canto, quindi questa è una cosa rara dal punto di vista televisivo, perché ormai Anche non si hanno, mediatico, certo. non si hanno più i tempi, invece per fortuna ancora la nostra trasmissione ha questa Può possibilità e anche senza interruzioni pubblicitarie, che è una Che roba non è poco. fantastica. E quindi grazie a tutti voi per averci seguito, ma il mio ringraziamento questa volta devo farlo sentito intanto a Salvatore Carboni, grazie per tutto quello che ci hai fatto sapere, ci hai aiutato insomma a entrare dentro la gara, è stata una bella guida all'ascolto. Voglio ringraziare molto anche la Fondazione Imnos, non soltanto per Padroni di l'ospitalità. casa. Esatto, padroni di casa, perché ci hanno permesso intanto di registrare il canto ieri sera e poi perché insomma per quello che fanno dal punto di vista culturale per la comunità lussurgese e per la Sardegna non solo. più in generale. Quindi grazie alla Presidente Tiziana Puzzolu, grazie al nostro caro amico cantore Antonio Migheli e grazie a tutti coloro che ci lavorano e ripeto ancora una volta grazie a voi. L'appuntamento con Armonias in Viaggio è in viaggio, quindi ogni sabato noi ci incontriamo e se vi fa piacere anche sabato prossimo avremo delle belle cose da raccontarvi.